Cosa fate per Pasqua? Chiedo alla signora. Io vado da mia sorella, mi ha invitato e quindi passo in casa, insomma, in famiglia. Per Pasqua, casa, tranquillo, soldi sempre meno, dunque casa in famiglia. Ha già un menù in mente? No, quello no. Pensa a mia sorella, ma o mia mamma. Tutto solito come gli altri giorni. Eh sì, Lo festeggia con qualcuno? con i nipoti. Ecco, eh sì. Ha già un menù in mente? No, tutto sorpresa. Di Pasqua. Sto a casa. Andiamo a messa, Mangiare fuori, poi, al ristorante, poi vero? si va al ristorante, si va a mangiare fuori, è normale, Con tutta la famiglia. con tutta la famiglia. Al ristorante, tutta la famiglia. In quanti siete? O tre, perché gli altri vanno in tre. Basta, è già sufficiente. Gli altri viaggiano. Sì. Mangiamo sempre a casa per le feste normali, faccio io da mangiare in casa. Cosa? L'accento e la tradition non è italiana. Da dove Mi è arriva? capitato una, io sono inglese ma vivo qua da quasi 40 anni. Ecco, questa è mia figlia, e allora è nata qua in Vicenza, però vive in Messico. Visto che lei è di origine inglese, c'è qualche piatto della tradizione che ha importato e che di solito prepara per Pasqua? Da Inghilterra faccio tutto all'italiano, tutto 100%. Lavoriamo, abbiamo un ristorante, quindi oggi è martedì, sarà il nostro giorno di riposo, quindi Tutto esaurito al ristorante. esattamente sì, per fortuna sì, siamo felici. Quindi insomma è andata bene quest'anno. Sì, non ci lamentiamo, siamo contenti. Italiani, stranieri? Noi lavoriamo ad Asolo, quindi abbiamo un po' di turismo anche un po' straniero, quindi siamo contenti. Chi sta tornando quest'anno? Qualche americano, abbiamo americani e tedeschi.